Tra le tante iniziative fatte per venire incontro alle persone che stanno a casa al fine di seguire le disposizioni emanate per contrastare la diffusione del Covid-19 c'è quella avviata dalla Confecommercio. Alcuni esercenti hanno infatti dato la loro disponibilità ad effettuare consegne a domicilio previa richiesta telefonica nell'ovvio rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento del trasporto. Elenco è pubblicato nel sito della stessa organizzazione. Anche le farmacie agrigentine effettuano il servizio a domicilio, basta consultare il sito dell'ordine. Eventuale disponibilità di altri esercenti si può segnalare alla Confecommercio di Agrigento. In emergenza coronavirus, naturalmente dobbiamo rimanere tutti in casa, dobbiamo rimanere in casa proprio per evitare il diffondersi di questa epidemia e noi naturalmente come vedete siamo in tuta e lavoriamo al PC da casa. Questo messaggio solo per ricordare a tutti quanti che tantissimi esercenti della città di Agrigento, proprio per evitare il più possibile il movimento di persone, hanno avviato il servizio a domicilio. Tantissimi esercenti delle categorie delle macellerie, delle pizzerie da sport, dei panifici, dei supermercati effettuano questo servizio proprio per voi, quindi per evitare di potervi muovere. E allora noi come Confcommercio abbiamo inserito sul nostro sito, sulla pagina Facebook Confcommercio Agrigento, abbiamo inserito ed è in continuo aggiornamento tutti questi esercenti che effettuano questo servizio. È un elenco che è in continuo aggiornamento e per tutti gli esercenti che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia della produzione sia anche del confezionamento degli alimenti possono mandare una mail ad agrigento @confecommercio.it per essere inserito in questo elenco che sarà in continuo aggiornamento anche da parte delle istituzioni. Voglio ricordare che tutte le farmacie effettuano questo servizio a domicilio e per poter conoscere le farmacie del territorio basta andare sul sito www.ordinefarmacisti.ag.it. È un momento di grande difficoltà, però organizzandoci possiamo superare questo momento e soprattutto insieme ce la possiamo fare.